Siamo pronti? Buonasera signore e signori, buonasera, benvenuti alla seconda selezione veneta di New Model Today. Sarà una serata particolare perché questa sera usciranno le ragazze che poi si giocheranno tutto nella finale di Pastrengo del 23 luglio. Il primo applauso della serata va alla madrina di New Model Today, Angela Boloni. Eccoci, buonasera a tutti, buonasera Casteldazzano, ciao Gigi, ben trovato. Ciao Angela, ciao Angela. Insomma, è sempre un piacere essere qui a Casteldazzano, si rinnova l'appuntamento, siamo stati con voi anche lo scorso anno. Questa sera, dicevi bene Gigi, una serata importante perché le 10 ragazze che verranno selezionate accederanno alla finale regionale che si svolgerà il 23 luglio a Forte Degenfeld a Piovezzano e da lì poi le vincitrici voleranno alla finale nazionale e speriamo poi all'internazionale che si svolgerà a Roma a Cinecittà Award e la finale sarà sabato 2 settembre. Chissà. Ecco, Verona, il Veneto e soprattutto Verona porta davvero bene a New Model Today e alle modelle che sono state poi generate da questa manifestazione. Ricordiamo che nel 2014 vinse Anna Chiara Anselmi, nel 2015 Anna Bianca Albertini e l'anno scorso Michela Begalla. Adesso sono ragazze che sono partite da questa passerella e adesso invece passeggiano nelle passerelle internazionali. Sì, più importanti a livello internazionale e questo grazie al concorso internazionale per modelle più importante, New Model Today. Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi il presidente Clay Calzolari che invito ad accomodarsi in giuria accompagnato da Giada Pitari, la sua assistente, parte fondamentale dell'organizzazione. Siamo davvero orgogliosi che anche stasera siano con noi perché sono stati presenti a Colognola e anche oggi qui a Casteldazzano. Dicevi bene, le nostre veronesi hanno avuto grandissimo successo e quest'anno la finale internazionale si svolgerà a Roma non a caso perché c'è una nuova fascia che è stata messa in palio che è quella di Miss Cinecittà dedicata alle ragazze non altissime, quindi alle ragazze sotto il 1,70 m che però hanno un viso molto bello e quindi potrebbero intraprendere una carriera nel mondo del cinema e della pubblicità. Allora, magari Angela, ricordiamo quello che sarà l'appuntamento di questa sera. Questa sera vedremo 3 sfilate, vero, di ragazze? Esatto, le nostre aspiranti modelle sfileranno prima in abbigliamento casual, poi in costume, quindi le vedremo in tutta la loro bellezza e poi terza ed ultima sfilata sarà quella in abito elegante. Poi andremo alle premiazioni, avremo tanto spettacolo con la fantastica voce di Giulia Prati, ancora le nostre le Urban Tribe, quindi il corpo di ballo che si esibirà per voi e non solo perché è una serata speciale anche per altre ragazze questa sera. Già, ma non sveliamo troppo adesso. Io direi di ricordare gli sponsor. Innanzitutto ringraziare l'amministrazione comunale di Casteldazzano. Tra poco avremo l'assessore qui per il saluto. Lo invitiamo sul palco, l'assessore Massimiliano Liuzzi accompagnato dal vice sindaco Pino Caldana per i saluti di benvenuto. Ricordiamo anche, non so se l'avevi già detto Gigi, che tutta la serata sarà in diretta Facebook grazie ad Avelia sulla pagina ufficiale di Queen International, quindi diventiamo davvero virali questa sera. Ricordiamo gli sponsor anche. Sì, ringraziamo Molinauto, Baldo Ortofrutta, Avelia, la pizzeria ristorante Il Ventaglio di Casteldazzano che questa sera ha curato anche gli stand gastronomici e poi grazie alla Banca Veronese, a Serit, a Caldana Arredamenti e alla Floricoltura Quaiato di Casteldazzano per le decorazioni del palco. Ci stanno raggiungendo il vice sindaco e l'assessore, eccoli qui, buonasera, li accogliamo con un caloroso applauso. E grazie dell'ospitalità. Sì, è sempre un piacere, dicevamo all'inizio, tornare a Casteldazzano in questa cornice fantastica di Villa Nogarola, che poi è la vostra sede comunale. Sì, è un piacere ospitare queste manifestazioni, la cornice si presta tutta, è un nostro gioiello che mettiamo volentieri a disposizione per queste manifestazioni. Buon divertimento. Assessore, un concorso a livello internazionale approda a Casteldazzano, che cosa significa per voi?
tanto orgoglio, anche perché avere un pubblico così in questa serata, secondo me calda e bellissima, credo che non poteva, è la classica ciliegina sulla torta. Quindi noi siamo lieti di ospitare questo concorso a livello internazionale. Speriamo insomma che ci sia una Castella Azzanese che possa raggiungere questi grandi traguardi. E incrociamo le dita, chi lo sa, stasera lo scopriremo. Esatto. Grazie mille ancora all'assessore Massimiliano Liuzzi, al vice sindaco Pino Caldana e a tutta l'amministrazione comunale. Grazie dell'ospitalità. E allora siamo pronti per presentare la giuria, Sì. Una giuria un po' emozionata come sono le ragazze qui nel backstage, no? Perché stasera insomma loro si giocano tutto e è una bella giuria composta da personaggi davvero importanti. Allora diamo subito il benvenuto e ringraziamo della sua presenza alla presidente di New Model Today, Clay Calzolari. Buonasera Clay. Salutiamo, l'abbiamo appena fatto, però ricordiamo che sarà in giuria anche il vice sindaco di Casteldazzano, Pino Caldana. E l'assessore al tempo libero del comune di Casteldazzano, Massimiliano Liuzzi. In giuria anche il direttore della banca di Concamarise, Enrico Bassi. Buonasera. Se riuscite ad alzarvi, che così magari riuscite a ricevere l'applauso, grazie. Rappresentante di Avelia, Elisa Piergianni. E poi il direttore del CLEF, Omar Furgeri. Il responsabile della comunicazione di CLEF, Stefano Cecchini. Giornalista e conduttrice televisiva, docente di Lab d'Elite di Public Speaking, Elisabetta Gallina. Psicologa clinica e docente di Lab d'Elite, la dottoressa Giuliana Guadagnini. E per Queen International, Alessandro Rizzi. Buonasera. Per Molinauto, Fabio Zorzoni e Francesca De Martins. Con noi anche un sommelier, Gianluca Bertoia. Ci siamo. E poi per V-Light Beauty abbiamo Vittoria Tacenco. Buonasera. Buonasera Vittoria. Insomma, Bene. c'è Allora, più presenza maschile che femminile, però è abbastanza equilibrata. la ecco, nostra cosa giuria. dovranno fare, Angela, i giudici? Cosa dovranno valutare? Dovranno valutare portamento delle nostre aspiranti modelle, ovviamente l'aspetto fisico, quindi la bellezza e l'eleganza. Questa sera diremo anche l'altezza delle nostre aspiranti modelle, perché la prima serata ci hanno tirato le orecchie. E quindi siamo pronti, Gigi? Partiamo? Sì, e le votazioni da? Le votazioni sono da 5 a 10. 5 vuol dire che la ragazza è bella, 10 vuol dire che è la tua preferita, quella che deve vincere, la vincitrice della serata. Buon lavoro alla nostra giuria che merita un applauso, grazie. E siamo pronti? Siamo pronti, quindi direi di accogliere con un applauso calorosissimo, quasi come il nostro tempo, le nostre aspiranti New Model Today. Con il numero 1 sfila per noi Chiara. Chiara è alta 1,66 m ed è del segno zodiacale dei pesci. Sogna di diventare una modella o una fotomodella. L'aspirante modella numero 2 è Caterina. Caterina è nata sotto il segno del Capricorno, si descrive come una ragazza simpatica, intraprendente e determinata. Tra le aspirazioni quella di diventare una fotomodella professionista. L'aspirante Miss numero 2, Caterina. Con il numero 3, Veronica. Alta 1,69 m, del segno della bilancia, Veronica sogna di diventare una fisioterapista.
l'aspirante modella numero 4 si chiama Amy. È nata sotto il segno del cancro, è alta 1,71 m. Si descrive come una ragazza allegra, solare e permalosa. Tra le sue aspirazioni, ovviamente quella di diventare una fotomodella professionista. L'aspirante modella numero 4, Amy. Salutiamo e ringraziamo il primo gruppo, li rivedremo più tardi. Con il numero 5, passerella per Natalie. Alta 1,70 m. Natalie è nata sotto il segno del cancro. Sogna di diventare una modella professionista. L'aspirante modella numero 6 si chiama Monia, è alta 1,72 m, è nata sotto il segno dei pesci, è una studentessa. Come aspirazioni quella di diventare una giornalista. L'aspirante modella numero 6, Monia. E con il numero 7 in passerella abbiamo Sofia. 1,66 m per Sofia, che sogna di diventare una fotomodella ed è del segno zodiacale dell'Acquario. L'aspirante modella numero 8 si chiama Bianca. È alta 1,71 m, nata sotto il segno della bilancia. Di professione fa la parrucchiera, ma tra le sue aspirazioni quella di entrare nel mondo della moda. L'aspirante modella numero 8, Bianca. E salutiamo così anche il secondo gruppo in gara. Grazie ragazze. Numero 9 per Lisa, segno del toro. Lisa è alta 1,75 m e la sua aspirazione è quella di diventare indossatrice. L'aspirante modella numero 10 si chiama Ekaterina. È alta 1,75 m, è nata sotto il segno del Sagittario. Tra gli hobby quello di danzare e anche l'hobby della fotografia. Tra gli sport il fitness, le aspirazioni quello di diventare una modella professionista. Numero 10, Ekaterina. Concorrente numero 11, Silvia. 1,73 m. Silvia è del segno dell'Ariete e si descrive come solare, sorridente e un po' permalosa. Il suo hobby è suonare il violino e sogna di diventare una modella. Aspirante miss numero 12, Iman. Nata sotto il segno del cancro, alta 1,73 m, si descrive come colorata, attiva e perspicace. Aspirante modella numero 12, Iman. Facciamo un bel applauso per le nostre ragazze. Grazie mille. Ed è il momento della concorrente numero 13, lei è Silvia. Segno dell'Acquario, lavora come infermiera per tenersi in forma, ama correre e fare ferrate in montagna.
è alta 1,73 m e la sua aspirazione è quella di crescere professionalmente nel suo lavoro senza chiudere le porte ad altre occasioni. L'aspirante modella numero 14, Valentina, alta 1,75 m, è nata sotto segno zodiacale dei Gemelli. Si descrive come una ragazza solare, determinata ed ambiziosa. Tra le sue aspirazioni, quella di lavorare nel mondo della moda. Aspirante modella numero 14, Valentina. Ed ora con il numero 15, Sabrina. Alta 1,76 m, è una studentessa del segno dell'Acquario. Pratica danza classica e moderna, ma sogna di diventare un'attrice e una modella professionista. Con il numero 15, Sabrina. L'aspirante modella numero 16 si chiama Enrica. Lei è alta 1,75 m, sotto segno zodiacale dei Pesci. Tra le professioni quella di fare la studentessa, ama fare palestra, e tra le aspirazioni quella di diventare importante nel mondo della moda. Modella numero 16, Enrica. Grazie mille alle nostre aspiranti modelle. Siamo all'ultima Ne fascia. abbiamo ancora, Gigi, sì, è l'ultimo gruppo in gara questa sera. Certo che sono veramente tutte ragazze bellissime. Sì. Complimenti. E proseguiamo con la concorrente numero 17, si chiama Agua. 1,76 m, dice di essere solare, determinata ed estroversa. È del segno zodiacale del Cancro e sogna la carriera da modella. L'aspirante modella numero 18, Elisabetta. Alta 1,79 m, è nata sotto segno dei Gemelli. Ama suonare il pianoforte e nel tempo libero fa palestra. Tra le aspirazioni quella di diventare modella. Aspirante modella numero 18, Elisabetta. Sara è la numero 19. 1,81 m, segno dello Scorpione, dice di essere determinata, ambiziosa ed estroversa. Ama ballare e anche lei sogna di diventare una modella famosa. Do the Reeboks, shake your Reeboks, do the Reeboks, shake your. L'aspirante modella numero 20 si chiama Emma. Lei è una sportiva, è stata campionessa di discipline tecniche particolari orientali. Lei è insegnante di karate e sogna di partecipare alle Olimpiadi. È l'aspirante modella numero 20, Emma. Gigi, in questo gruppo sono tutte più alte di me. Forse anche di te. Sì. Bene, salutiamo le nostre ragazze, complimenti. Le rivedremo più tardi per la seconda sfilata, quella in costume. Come vi sembrano le nostre aspiranti modelle? Vi piacciono? E allora fate un bel applauso, forte, tutti insieme. E beh, Anche là in fondo, i complimenti vanno alla Lab d'Elite, ad Angela Boloni, a Marino Marangoni, a Elisabetta Gallina, perché sono stati loro che hanno selezionato queste ragazze che sfileranno questa sera in passerella. E di questa sera quante ne passeranno alla finale? 10. 10, quindi di 20, 10 saranno alla finale del 22. Altre 10 sono le ragazze che sono state selezionate a Colognola ai Colli il 4 di giugno e quindi alla finalissima regionale, ricordiamo, avremo 20 ragazze e lì scopriremo chi porterà alto, insomma, il testimone del Veneto alla finale nazionale. Ecco, il New Model Today Veneto e nella fattispecie Verona
offre anche delle eccellenze per quanto riguarda l'arte, no? E quindi adesso è il momento di una cantante proprio veronese. Eh sì, super veronese, lei è fantastica, ha avuto e ha tantissimo successo anche a livello televisivo perché è stata parte del programma di Telearena, Estate con noi e poi ospite anche le tue trasmissioni, poi fa serate in tutta la provincia. Lei è Giulia Prati. Questa sera, per rimanere in tema cinema, ha scelto 3 sigle, 3 brani appunto che si ispirano a dei film molto famosi. Ora ci fa ascoltare Freedom di Anthony Hamilton. Grazie. The weight of the world was on my shoulders. Where should I break or retreat and then return? Facing a fear that I threw, that I discovered. No turning out, all just we work out. But I've gone to find a good man now, where I'm looking for freedom, looking for freedom. Oh, meant to find it, 'cause everything I had, where I'm looking for freedom, looking for freedom. Oh, meant to find it. They take everything I had. I know what you will. It don't come easy. The trends of the world, they seem to move in time. I try to walk around if it's gambling so familiar. Trying to keep up, all that life is just wrong. There's gonna be a winning my buzz. I'm looking for freedom. I'm looking for freedom. Oh, meant to find it. 'Cause everything I had, I'm looking for freedom. I'm looking for freedom. Oh, meant to find it. Take everything I had. Oh, not giving up. There's always been high, so high. Oh, if I do the things face the way, I won't give up. Life hasn't been very kind to me lately. Well, but I suppose it's a push from moving on. Oh yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely. Silences me, 'cause things are coming, and I ain't gonna not believe, and I ain't looking for freedom, looking for freedom. Oh, meant to find it, 'cause everything I had, well, I'm looking for freedom. I'm looking for freedom. Yeah, I find it. Everything I had. Grazie. Giulia Prati, la ritroveremo più tardi, grazie mille. Ed ora
c'è una sorpresa, o meglio, non l'abbiamo anticipata in apertura di serata, perché questa sera si terrà anche la conclusione del corso di portamento e posa fotografica Lab d'Elite iniziato a marzo. Un fantastico percorso che ha visto ben 8 ragazze parteciparvi, si è svolto presso il CLEF, l'ente di formazione professionale per parrucchiere ed estetiste, che si trova in via Capuleti 11 in centro a Verona, ed è stato un percorso che è terminato proprio ieri sera con l'ultima prova generale, e questa sera vedremo le nostre fantastiche allieve esibirsi davanti a un pubblico vero. L'obiettivo del corso Lab d'Elite, che è un corso di 40 ore, un corso di formazione, è quello di formare delle future professioniste della moda e dello spettacolo. Infatti non si tratta solamente portamento, ma abbiamo fatto anche lezioni di posa fotografica. Infatti questa sera consegneremo alle nostre ragazze ebook, e poi lezioni di make-up con il nostro Marino Marangoni, lezioni di educazione alimentare con la psicologa Giuliana Guadagnini, e poi public speaking, comunicazione edizione con Elisabetta Gallina. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Elisabetta. Ciao Angela. Ben Allora. trovati a tutti, è sempre un piacere tornare qui. E per noi è un piacere averti con noi. Siamo molto orgogliosi anche che tu faccia parte del team di docenti di Lab d'Elite. Siamo molto agitati anche, direi. Abbastanza, l'emozione inizia a farsi sentire, perché tra docenti sappiamo cosa aspettarci, però ovviamente è la prima volta che le nostre ragazze si esibiscono davanti a un pubblico, e quindi l'emozione speriamo. Infatti chiedo al pubblico di sostenere queste ragazze, perché effettivamente è la prima volta che si mettono alla prova come public speaking, cioè parlare in pubblico. È una materia che abbiamo inserito a completamento di una vera professionista, perché l'evoluzione della passerella sarà appunto la telecamera, il pubblico, e noi speriamo per queste ragazze che sia l'inizio di una vera e propria professione che può portare al giornalismo, al teatro, al cinema, anche in vista della fascia di Miss Cinecittà. Potrebbe essere un bel modo di porsi anche davanti al pubblico, perché si conquista con lo sguardo, si conquista con il portamento, ma la voce e l'atteggiamento pubblico può sicuramente fare la differenza. Abbiamo iniziato con poche ore, in realtà abbiamo iniziato quindi con questo public speaking, un po' dei cenni e dei piccoli segreti del mestiere, e questa sera con le ragazze abbiamo pensato di fare una simulazione, in realtà tratta da una situazione reale, cioè il forum dell'imprenditoria mantovana. Già difficilissimo da dire solo imprenditoria, ma abbiamo voluto anche in par condicio con le realtà veronesi parlare proprio di un'altra città, con delle aziende rappresentative che effettivamente 2 anni fa sono state premiate durante questo forum importantissimo per la città di Mantova. Quindi le sentirete parlare di Mantova, le sentirete parlare di aziende sicuramente già conosciute. Loro si caleranno nei panni di presentatrici che devono dare una motivazione a questo premio, quindi ad ognuna di loro spetterà un compito ben preciso. Cosa hanno imparato durante le lezioni di public speaking, Elisabetta? Allora, diciamo che è un mestiere, non è una professione, perché in realtà non c'è un vero e proprio decalogo, non ci sono delle regole ben precise. È un'arte, soprattutto quella della dizione, quindi ci vogliono anni in realtà per poi considerarsi dei veri professionisti. Io stessa ho tantissimo ancora da imparare, però ho voluto mettere a frutto quello che mi è stato insegnato per anni dal maestro Franco Bignotto, che purtroppo non è più tra di noi, che per me è stato indispensabile nell'iniziare una carriera, posso definirla così, che mi sta portando delle grandissime soddisfazioni, anche a risultati impensabili, perché io non sono cresciuta pensando di fare la presentatrice, la giornalista, in realtà ci sono diventata, sono felicissima, e io non vedo l'ora di trovare altre colleghe, perché non è vero che è un mondo fatto solamente di invidia e di concorrenza sleale. Non è vero, vi dimostreremo che noi donne siamo capaci anche di fare gruppo e di sostenerci a vicenda, e speriamo questa sera di darne una buona dimostrazione. Allora, siamo pronte, Elisabetta? Siamo pronte, in realtà questo è solamente l'inizio. A Esatto. settembre riprenderemo con un corso più approfondito, perché c'è stata molta richiesta di saperne di più, e quindi a settembre tante novità. Rimanete su dalla questi Delite. canali per rimanere su un termine televisivo. E allora, siamo prontissime.
Io ti chiedo, Elisabetta, pian piano di posizionarti, così vai a vedere se la telecamera... Perché uno dei segreti ok. del mestiere, per esempio, davanti a un pubblico, se non si è proprio sicuri di se stessi, è puntare una situazione, anche una telecamera, una persona in particolare e sentirsi rassicurati da questo. E nello specifico io sarò il punto fermo delle ragazze, sperando di dar loro fiducia in loro stesse. Vediamo come se la cavano. Vi chiedo di non fare applausi fino al termine dell'esibizione, in modo che non si distraggano dal loro testo. Tutte sono con la loro cartellina, con il loro nome, e sono sicura che saranno bravissime. Quindi io vado. Vengo via con te e lascio spazio alle nostre allieve Lab d'Elite. Fonsi! Tiwa! Oh, oh no, oh no, oh. Yo. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Tiwa. Buonasera, buonasera a tutti. A nome del comune di Castellazzano e di New Model Today Veneto, benvenuti al forum dell'imprenditoria mantovana. Quello di stasera sarà un omaggio a tutto quel tessuto imprenditoriale che, nonostante la difficile congiuntura degli ultimi anni, ha tenuto duro e oggi vuole dimostrare di essere in grado non solo di rispondere alle esigenze odierne, ma di voler mostrare anche di voler scrivere un capitolo nel futuro dell'economia virgiliana. E ora, nella prestigiosa sede comunale di Villano Garola, iniziamo la cerimonia di presentazione delle ville, delle aziende che rappresentano passato, presente e futuro della città di Mantova. E ora la parola a Sara, con nome e motivazione della prima azienda vincitrice. Grazie per l'attenzione. Il primo premio va al Consorzio Latterie Virgilio. Da quasi mezzo secolo, una delle aziende d'eccellenza dell'agroalimentare italiano, unico consorzio del paese che è riuscito a riunire sia conferitori di grana padano DOP, sia quelli di parmigiano reggiano. Il Virgilio rappresenta una grande storia di tradizione, solidarietà e cooperazione, valori alla base dell'unione e della crescita del consorzio. La missione del Virgilio è portare sulla tavola di milioni di consumatori un prodotto italiano di altissima qualità, garantito da una filiera di produzione controllata e certificata nel rispetto della nostra tradizione. Ed ora passo la parola a Desiree. Buonasera a tutti. Parliamo ora di Golden Lady, leader e protagonista a livello mondiale nel design, produzione e retail dell'underwear. Fondato nel 1967 a Castiglione delle Stiviere, il gruppo Golden Lady coniuga una consolidata identità italiana all'acquisizione dei migliori marchi internazionali della calzetteria. Golden Lady è un simbolo riconosciuto dell'eleganza italiana nel mondo e una bandiera che da tanti anni fa sventolare alto il nome di Mantova nei 5 continenti. E ora la parola passa a Matilde. Tradizione, passione e innovazione per vini di alta qualità. Un intenso lavoro di ricerca e miglioramento che ha consentito alla cantina Ricchi di Monzambano di raggiungere traguardi sempre più importanti. Un viaggio dentro i sapori e i profumi delle colline moreniche, tra 40 ettari di filari di vigne che seguono i ritmi naturali di crescita delle uve. Tutto ciò ha consentito alla cantina Ricchi di ottenere molti riconoscimenti, da ultimo la Gran Medaglia d'Oro al Vinitaly con il Garda Doc Chardonnay. Dal 2012, inoltre, l'azienda è diventata impatto zero, ossia produce energia pulita senza l'uso di carburanti. Ed ora passo la parola ad Anna Chiara. Proseguiamo con la presentazione delle migliori aziende mantovane. Nata dall'idea e dalla volontà di una famiglia, Valle dei Fiori è oggi uno dei garden center più grandi d'Italia. È un punto di riferimento per chi si vuole avvicinare al mondo del green. Il verde come arricchimento personale,
come corredo insostituibile per la propria casa, come svago e come fonte di nuove energie. Valle dei Fiori racchiude in sé la filosofia di chi ama il verde e lo esalta in tutte le sue forme, molteplici e infinite. Una storia di successo quella del gruppo Orlandelli, che è nel mondo della floricoltura da ben 5 generazioni. E ora parola a Michela. Entriamo ora nel mondo del gold. Dal 1936, grazie alla sua competenza nei gioielli ed in particolare negli orologi, ha portato a Mantova il top della professionalità, della classe e del lusso. Una dimostrazione di come la qualità può davvero fare la differenza, così come è successo ieri, come accade oggi e come accadrà domani. Quella della gioielleria Piccinini è una lunga storia di imprenditoria familiare e di impegno che affianca l'esposizione al laboratorio tecnico, un luogo dove la qualità è una certezza, che dialoga con eleganza e bellezza. E ora parola a Lisa per la prossima azienda che verrà premiata. Negli anni della peggiore crisi economica dal dopoguerra c'è un'azienda mantovana che invece ha assunto 100 persone in 4 anni. È STA, Società Trattamento Acqua di San Giorgio. Esperienza, impegno, serietà, tanto lavoro e determinazione hanno permesso di consolidare l'attività di STA nel campo della depurazione e riciclo delle acque civili. STA negli ultimi 5 anni ha ottenuto numerose certificazioni e altre sono ancora in corso d'opera. Il suo servizio idrico serve nella sola provincia di Mantova oltre 250.000 abitanti. E ora passo la parola a Irene. Questa è una storia di successo che dura da 45 anni. È la storia delle raccorderie metalliche di Campitello. L'azienda, leader nel suo settore, si è dedicata alla produzione di raccordi fin dal 1970, facendo della qualità la mission aziendale. Oggi Raccorderie Metalliche sviluppa il suo fatturato in più di 50 paesi al mondo e la presenza della società e dei suoi brevetti sui mercati internazionali si sta consolidando sempre più. Nonostante la crisi, l'azienda non ha mai ricorso alla cassa integrazione, anzi, ha di recente provveduto a nuove assunzioni nel settore commerciale. Questa era l'ultima azienda premiata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Ragazze, rimanete perché è giusto presentarvi e quindi abbiamo sentito l'esibizione di Silvia, Sara, Desiree, Matilde, Anna Chiara, Michela, Lisa ed Irene. Elisabetta, fammi un cenno. Su, il pollice alto o basso? Benissimo, brave ragazze, siete state davvero bravissime. Questa era solo la prima parte della loro esibizione di questa sera, perché tra pochissimo le vedremo sfilare in tutta la loro bellezza. Grazie ancora, andate pure a cambiarvi. Brave ragazze, quanto è importante la formazione, insomma. Noi Elisabetta quando siamo partiti, io, poi qualche anno dopo tu, siamo stati un po' degli autodidatti, no? Perché non esistevano situazioni di questo genere. Io mi ricordo, ascoltavo Enrico Ameri e Sandro Ciotti a fare le radiocronache, allora si trasmetteva soltanto il secondo tempo di tutto il calcio minuto per minuto, però insomma un consiglio se posso dare a queste ragazze di seguire la passione, perché è la passione che motiva, è la passione poi che fa raggiungere a obiettivi tante volte impensati, come diceva Elisabetta poco fa, in cui mi sono davvero ritrovato. Bene, adesso siamo pronti, è il momento centrale della serata. Giuria, penne alla mano, attenzione perché le nostre aspiranti modelle sono prontissime a sfilare per voi in tutta la loro bellezza. Le accogliamo calorosamente. Fonsi! Oh, oh no, oh no. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy a. Con il numero 1 Chiara. Se acelera el pulso. Oh,
positiva, solare e anche un po' permalosa. Lavora come commessa, per tenersi in forma va in palestra. Il suo motto è: nulla è facile, niente è impossibile. Chiara con il numero 1. L'aspirante modella numero 2 si chiama Caterina. Si descrive come una ragazza simpatica, intraprendente e determinata. Ama leggere e scrivere. Nel tempo libero va in palestra. Il suo motto: Carpe Diem. Lei è l'aspirante modella numero 2, Caterina. E con il numero 3 passerella per Veronica. Anche lei, per tenersi in forma, va in palestra, ma ama anche andare a correre tra i campi in mezzo alla natura. È una studentessa e dice di essere solare, determinata e anche un po' testarda. Il suo motto è: l'importante non è farsi notare, ma farsi ricordare. Veronica numero 3. L'aspirante modella numero 4 si chiama Amy. Si descrive come una ragazza allegra, socievole e un po' permalosa. Fa la studentessa, ama nuotare ed andare in palestra. Il suo motto: se puoi sognarlo, puoi farlo. Lei è l'aspirante modella numero 4. Si chiama Amy. La numero 5 si chiama Natalie. I suoi hobby sono cantare, correre e disegnare. Dice di essere puntuale, ambiziosa e solare. Lavora come cameriera, ma sogna di diventare una modella professionista. Il suo motto: un sogno ti può cambiare la vita. Con il numero 5 Natalie. E l'aspirante numero 6 è Monia. Si descrive come una ragazza determinata, solare e un po' testarda. Fa la studentessa, ama ascoltare musica e giocare a pallavolo. Tra le aspirazioni quella di diventare una giornalista. Il suo motto: se lo puoi sognare, lo puoi realizzare. Lei è l'aspirante modella numero 6. Si chiama Monia. Sofia è la concorrente numero 7. Studentessa con l'hobby del disegno, per tenersi in forma va in palestra. Il suo motto è: l'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Numero 7 per Sofia. L'aspirante modella numero 8 si chiama Bianca. Si descrive come una ragazza permalosa, romantica e solare. Fa la parrucchiera, ma ama anche fotografare e andare a correre. Il suo motto: se lo puoi sognare, lo puoi fare. Bianca, la numero 8. Con il numero 9 Lisa, che sogna di fare l'indossatrice e al momento lavora come consulente di profumi e come hostess. Ama guardare film, leggere e uscire e andare a ballare con gli amici. Anche lei, per tenersi in forma, va in palestra e il suo motto è: meglio vivere il presente che rimpiangere il passato attendendo il futuro. L'aspirante modella numero 10 si chiama Caterina. Fa la studentessa, ama danzare e fare fitness. Il suo motto: non assaporerà mai il gusto della vittoria senza prima averlo provato. L'aspirante numero 10 è Caterina. E allora salutiamo con un caloroso applauso il primo gruppo di concorrenti di questa sera. Grazie ragazze. Never thought that you was like this. I took the tag off of major prices. I just spent $500,000 on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Try and stay in our league.
saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word, but the four-letter E word siamo don't pronti sleep. per accogliere il prossimo gruppo, Gigi. Dalla numero 11 alla numero 20. You gotta go, boy, where your heart used to be, you go dig every day. I spent the 4 bucks in the truck, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you spanked? Baby, tell me, how did you get so? Hey man, I appreciate you coming. Concorrente con il numero 11, Silvia. Studentessa che va in palestra, ama suonare il violino e sogna di diventare una modella famosa. Il suo motto è: credi in ciò che sei e diventa ciò che vuoi. Silvia, concorrente numero 11. La concorrente numero 12 si chiama Imen. Si descrive come una ragazza colorata, attiva e perspicace. È una studentessa al 5º anno di economia. Ama ballare e sperimentare in cucina. Il suo motto: non può piovere per sempre. L'aspirante modella numero 12, Imen. E con il numero 13 accogliamo Silvia, infermiera che sogna di crescere professionalmente nel suo lavoro senza però chiudere le porte ad altre occasioni. Pratica volontariato nella Croce Rossa, ma ama anche andare a correre e praticare giardinaggio. Il suo motto è: vivi una vita degna d'essere vissuta. L'aspirante modella numero 14 è Valentina. Si descrive come una ragazza determinata ed ambiziosa, ama leggere, cantare e giocare a pallavolo. Il suo motto: crederci sempre, arrendersi mai. È l'aspirante modella numero 14. Lei è Valentina. Sabrina è la numero 15 questa sera, studentessa che dice di essere gelosa, determinata e solare. Ama ascoltare musica e giocare a tennis ed è anche una ballerina di danza classica e moderna. Sogna però di diventare un'attrice e una modella e il suo motto è non arrendersi mai e lottare sempre per i propri sogni. L'aspirante modella numero 16 si chiama Enrica. Lei si descrive come una ragazza solare, creativa e determinata. Fa la studentessa con l'hobby dello styling e la palestra. Il suo motto: oltre la visione comune. Lei è l'aspirante modella numero 16. Si chiama Enrica. Ed ora passerella per Agua con il numero 17. Solare, determinata ed estroversa, così si descrive. Parrucchiera che sogna però di diventare una modella famosa. Ama ballare e andare in palestra. E il suo motto è: mai un fallimento, sempre una lezione. Agua numero 17. L'aspirante modella numero 18, Elisabetta. Si descrive come una ragazza determinata ma anche tranquilla. Fa la studentessa con l'hobby del pianoforte e della palestra. Il suo motto: Carpe diem, cogli l'attimo. Lei è l'aspirante modella numero 18, Elisabetta. Julio served that snippet. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it. Con il numero 19 sfila per noi Sara. Determinata, ambiziosa ed estroversa, così si descrive Sara che ama ballare e andare in palestra. Il suo motto è: mai arrendersi. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. L'aspirante modella numero 20 si chiama Emma. Si descrive come una ragazza competitiva, dolce e misteriosa. Fa l'insegnante tecnico di karate e il suo motto: anche quando le cose non vanno come vorresti, non mollare mai e sii sempre felice.
Lei è l'aspirante modella numero 20, Emma. Promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees and E con Emma si conclude la seconda parte della nostra sfilata in costume. Quindi salutiamo le nostre aspiranti modelle, la giuria ha già votato. Le rivedremo però tra pochissimo in una sfilata elegantissima con i loro abiti. Ora Gigi, ci scateniamo un pochino? Sì. Balliamo noi sul palco? È stata molto dura per Xenofocus questa fase, no? No, vogliamo ringraziarlo. Beh, ci sono anche poi altri Sì. cameraman e fotografi. Esatto. Beh, il nostro fotografo ufficiale Xenofocus, grazie mille per essere con noi e seguirci in tutte le serate. Ringraziamo giustamente, come ben detto, tutti i fotografi presenti, il nostro Sebastiano Montresor alle riprese e anche lo staff di Avelia che ci sta riprendendo in diretta Facebook sulla pagina di Queen International. E poi anche la stampa locale. Ho intravisto Desiree, ex collega alla radio. Buonasera. Grazie Desiree, buonasera, buon lavoro. Ebbene, ora siamo pronti per scatenarci perché lasciamo il palco alle ballerine di Urban Dance Floor. Ringraziamo con un grande applauso le ballerine della scuola di danza Urban Dance Floor. Grazie mille, le ritroveremo più tardi, siete state fantastiche davvero. Le salutiamo perché Gigi, ora è arrivato il secondo momento dedicato alle allieve Lab d'Elite. Cosa dovranno fare adesso? Adesso tocca a me. Perché ora le vedremo sfilare. Prima in abbigliamento casual, poi in abito elegante. Faranno una vera e propria simulazione di una sfilata. E quindi metteranno in pratica tutto quello che hanno imparato per quanto riguarda il portamento, per quanto riguarda le coreografie
e soprattutto l'interpretazione. Ovviamente abbiamo insegnato che una modella deve valorizzare gli abiti che indossa, questo è il suo ruolo, però ci sono anche dei momenti in cui bisogna interpretare. E quindi vediamo se questa sera con i loro visi ci trasmettono delle belle emozioni. Un appunto durante il corso che appunto dura 40 ore. Le lezioni di portamento partono proprio dalla base, quindi come indossare i tacchi e soprattutto che scarpe scegliere per camminare bene con i tacchi a spillo, dalla postura, e poi man mano si fa tutto un percorso, un viaggio lunghissimo dalle basi per arrivare poi alla sfilata da showroom, la sfilata con gli accessori, la sfilata in casual, la sfilata in abito elegante, la sfilata con l'abito lungo. E quindi tutti i particolari che poi sono indispensabili per entrare a far parte di questo ambiente, anche semplicemente come farsi il borsone per andare ad un concorso o ad un casting. E quindi tante nozioni utili per le nostre allieve Lab d'Elite che vediamo esibirsi. E poi penso non sia soltanto per le giovanissime, io so che poi tu hai anche un corso lady, perché insomma penso che avere un portamento di un certo tipo, saper atteggiarsi, insomma non è importante solo per una ragazza ma anche per una signora, cioè, e quindi non si è mai finito di imparare, come si dice. Infatti prossimo progetto in cantiere, l'abbiamo già realizzato in passato, vorremmo riprendere a settembre anche il corso dedicato alle signore, perché come ben dicevi si tratta di portamento, di postura, eleganza e di stile, perché il portamento è lo stile che non serve solo sulla passerella ma nella vita di tutti i giorni per noi donne. Allora andiamo a vedere le allieve? Le vediamo! take a ride down the boulevard, and your friends really wanna break us apart. Good Lord.
smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 K in Picasso. Bitch, be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took up a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. With the color working on the bachelor. Know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make $1 million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Come
the sin, begging you to take me. Devil underneath your brain, sweet thing, but she played to win. Heaven, girl, they hate me. And trust me, I can never. It's a little after midnight, there's a couple in the corner, and I wonder what he said because she's crying. And I guess they won't remember when they wake up in the morning with a headache from the whiskey and the wine. I know that I've said things I regret when I'm sober, cause we always hurt the ones we love the most. I messed up and I know it. If I hurt you, girl, I'm sorry, but it's good to see the girl I used to know. We could dance, but I can't dance. Maybe we could stick to holding hands. Or should we raise a glass and forget the past? If we keep on drinking, we gon' fall back in love. So fill it up, fill it up. We must not be thinking, cause we can't get enough. So fill it up, fill it up. Bartender, can you pour some love? Future, we don't wanna reminisce because we both know it was me who got it wrong. But fuck, it's good to see you. You look awesome and I miss you, baby. Listen, on to playing our song. We could dance, but I can't dance. Maybe we could stick to holding hands. And let's raise a glass and forget the past. If we keep on drinking, we gon' fall back in love. So fill it up. Questa è stata la sfilata delle allieve di Love Delete. Ci stiamo avvicinando alla gran finale di questa nostra manifestazione. Adesso ci sarà una canzone di Giulia Prati e poi la sfilata in abiti eleganti. Eh sì, per le nostre aspiranti modelle, dato che canterà la nostra fantastica Giulia, cogliamo l'occasione per augurare buon compleanno a una Miss e aspirante modella che parteciperà alla finale regionale del 23 luglio. Lei è Renata, è qui con noi tra il pubblico, le facciamo questa sorpresa perché so che domani diventa maggiorenne. Auguri Renata! E ti dedichiamo quindi da parte di tutti noi e anche dei tuoi genitori la canzone di Giulia Prati, At Last, di Etta James. Giulia Prati. Grazie.
Giulia Prati, grazie mille davvero, fantastica voce. Beh, poi quando vorrai partecipare anche come aspirante modella, noi ti aspettiamo. Ma penso che non sia proprio la mia, dopo lo faremo dire ai nostri giurati. Allora, adesso siamo arrivati al momento clou perché è l'ultima sfilata in abiti eleganti, quindi menzioneremo soltanto il nome dell'aspirante modella e sarà compito della giuria, insomma, il verdetto finale, chiudere il giudizio prima di proclamare le 10 finaliste. Le vincitrici di questa serata, doveroso è un ringraziamento a Molinauto. Questa sera c'è una fantastica auto in esposizione, non so se è la nuova Alfa Romeo Stelvio. Ah, vedi che tu te ne intendi. Sì. È il fiore all'occhiello in casa Alfa e c'è la possibilità di provarla, vero? Direttamente da Molinauto. Molinauto è stata fondata agli inizi degli anni 90 dalla famiglia Montresor. Ad oggi è l'unico punto vendita nella zona est di Verona dei marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia e poi veicoli commerciali e l'unico punto di riferimento per la vendita dell'esclusivo marchio Abarth. Dal 2007, per offrire un migliore servizio al cliente, ha aperto anche adiacente alla vendita un'officina organizzata interna Fiat. Inoltre nel 2015 ha inaugurato la nuova moderna sede su 3 piani per offrire sempre un servizio migliore. La famiglia Montresor vi aspetta in via Bernini Buri 89A a Verona. Per maggiori informazioni visitate il sito molinautosrl.it. Grazie ancora per il supporto e siamo pronti. Vediamo le nostre aspiranti modelle nella terza ed ultima sfilata in abito elegante. Numero 1, Chiara. I'm trying, but I keep falling down. I cry out, but nothing comes now. I'm giving my all, and I know peace will come. I never wanted to need someone. Yeah, I wanted to play tough, but I could do all this on my own. Numero 2, Caterina. Superwoman sometimes needed Superman, so help me out of this hell. Your love lifts me up like helium. Your love lifts me up when I'm down, down, down. When I hit the ground, you're all I need. Salutiamo Chiara con il numero 1 e Caterina con il numero 2. I flow towards the sun. I'm stronger 'cause you fill me up. Veronica, numero 3. When the fear comes and I drift towards the ground. I am lucky that you're around. Yeah, I wanted to play tough, but I could do all this on my own. But even Superwoman sometimes needed Superman, so help me out of this Amy con il numero 4. love. Lifts me up like helium. Love lifts me up when I'm down, down, down. When I hit the ground, you're all I need. Is your love lifts me up like helium. Salutiamo con un caloroso applauso Veronica con il numero 3 ed Amy, numero 4. You lift me up before I hit the ground. You lift me up when I am down, down, down. Con il numero 5 Natalie. Before I hit the ground. You lift me up and I am found. You lift me up before I hit the ground. You lift me up when I'm down, down, down. You lift me up before I hit the ground. Love lifts me up like helium.
6, Monia. Salutiamo Natalie con il numero 5 e Monia con il numero 6. Numero 7, Sofia. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Con il numero 8, Bianca. Try to make the worst seem better, Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Grazie a Sofia con il numero 7 e a Bianca con il numero 8. It's like that I've stopped breathing but completely aware. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me Lisa con il numero 9. about a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to prayer. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way. Con il numero 10, Ekaterina. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Oh baby, I'm bleeding, bleeding. Can't you give me what I'm needing, needing? Every heartbreak makes it hard to keep the faith. Salutiamo Lisa e Caterina. Need one good one, good one, good one, good one, good one, good one. When I bow down to pray, try to make the world Con il numero 11, Silvia. show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. Baby, I just need one good one, good one. Tell me that you'll be the good one, good one. Baby, I just need one good one to stay. Con il numero 12, Imen. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you won't know. Lost my mind and lost my goal. Not giving in. I'm not giving in. Salutiamo anche Silvia, numero 11 e Imen, numero 12. Con il numero 13, Silvia.
Con il numero 14 Valentina. Ringraziamo e salutiamo Silvia, numero 13, e Valentina, numero 14. Sabrina, numero 15. I got a lot of love and I got a lot of ways to show it. But you should know by now that I'm broken and I need your help. I wrote 100 songs to make sense of the meaningless. I'll unwrite them all if you help. Con il numero 16 Enrica. 'Cause I would never break your heart. I would only rearrange all the other working parts. Will stay in place. Listen to me when I say, darling, you're my everything. I didn't mean to hesitate. Please stay with me. Salutiamo Sabrina, numero 15, e Enrica, numero 16. Agua, numero 17. Got a lot of rage and I'm struggling with ways to control it. When I wake in the morning, I've forgotten what it is to cope. I scratch at my eyes and it renders me visionless. Even in the dark, what I want isn't what I need. 'Cause I would never break your heart. I would only Con il numero 18 Elisabetta. all the other working parts will stay in place. Listen to me when I say, darling, you're my everything. I didn't mean to hesitate. Please stay with me. Grazie ad Agua e ad Elisabetta. Sara, numero 19. I would only rearrange all the other working parts will stay in place. Listen to me when I say, darling, you're my everything. I didn't mean to hesitate. Please stay with me. Con il numero 20 Emma. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold.
si conclude la nostra sfilata, grazie a Sara e grazie ad Emma. Beh, io sono davvero molto curioso, Angela. Anch'io, perché stasera i giochi sono davvero molto molto difficili. Eh sì, adesso le votazioni sono concluse, tra poco inizieranno, come si dice, lo spoglio, no? Come, Sì, come nelle dopo ci sono elezioni. appena state le votazioni. Sono davvero molto curioso perché in quest'ultima sfilata veramente elegantissime, molto brave, anche capaci di reggere la passerella, quindi saremo tutti molto curiosi di capire quali saranno le 10 finaliste della serata del 23 luglio, che si svolgerà a Forte Degenfeld a Piovezzano. Vi aspettiamo numerosissimi, anche perché quella sarà davvero la serata decisiva. Verranno scelte le concorrenti venete che parteciperanno alla finale nazionale e poi speriamo a quella internazionale del concorso. Ora ci dedichiamo ancora a un momento di ballo e di danza con il gruppo delle Urban Dance Floor. E tra poco le premiazioni con il gran finale. Complimenti alle ballerine professioniste della scuola di danza Urban Dance Floor. Con noi sul palco anche le insegnanti Mara Carletti e Barbara Mariano. Grazie mille davvero per essere state con noi, grazie anche per il preserata fantastico che ci avete regalato. Ci vediamo prossimamente.
Ed ora siamo arrivati al terzo ed ultimo momento dedicato all'esibizione dell'Allieve Lab d'Elite. Non lo voglio chiamare esame perché si tratta veramente di un'esibizione. Ora le nostre allieve hanno scelto un look che le valorizza, perché durante il corso con Marino Marangoni, oltre a studiare make-up e quindi imparare il trucco perfetto per ogni occasione e la cura del corpo, hanno imparato anche quali sono i colori che le valorizzano di più e l'abbigliamento idoneo per le varie occasioni e soprattutto quello più adatto per la loro forma fisica. Buonasera Marino, benvenuto. Gli facciamo un doppio applauso perché questa sera Marino ha la febbre, è veramente la prima volta in 10 anni che non lo vedo in forma, non mi era mai capitato, e quindi doppio applauso per lui che ha lavorato nel backstage ed è rimasto con noi. Dicevamo Marino, durante il corso con te fanno un percorso molto importante perché iniziano dalle basi ad imparare a truccarsi e poi fanno un grande lavoro riguardo l'armonia dei colori e gli abbinamenti e l'abbigliamento che le valorizza di più. Certamente, hai detto tutto tu, quindi mi defilo già subito. Sapete che noi non amo molto io il microfono, ma comunque sì, è così. Le ragazze vengono, come posso dirvi, si valorizzano, cerchiamo di trovare i colori adatti per il tipo di pelle, i capelli, il colore dei capelli, il colore degli abiti, il tipo di abito, quindi l'avete visto questa sera, pensate che si sono truccate e pettinate loro, quindi credo che abbiano fatto un bel lavoro. Che ne Gli pensate? abiti li hanno scelti loro e anche quelli con i quali sfileranno, o meglio ci presenteranno proprio le loro scelte, quindi poi sta a te il giudizio finale Marino per capire se si sono vestite bene o meno. E le chiamiamo sul palco? Meglio. Le vediamo. Allora, le nostre allieve Lab d'Elite. Marino si posiziona al centro del palco, voi lo raggiungete, vieni pure qui avanti al centro Marino. Proprio qui, scusami. Ecco, così ti raggiungono. Parti tu Irene? Vai. Allora, io ho scelto questa maglietta perché è un tipo di colore che è adatto a me in quanto sono una tipologia cromatica autunno. E smanicata, così posso mettere in evidenza, andare a riportare la forma della clessidra, la forma tanto desiderata. E questa gonna così da poter nascondere la parte bassa del corpo. Bravissima, ecco, voi magari non del settore sentite parlare di clessidra e di tipologie cromatiche, magari andate un po' in crisi, però è così, cioè, si va proprio a cercare la clessidra nell'abito, quindi in qualunque tipologia che mi trovo ad avere il fisico, che può essere, potete guardarlo anche su internet, a banana, pera, mela, si va a ricercare appunto questa forma della clessidra e diciamo che lei ci è riuscita perfettamente e ha valorizzato i suoi punti forti, direi. Complimenti Irene. Passiamo ad Anna Chiara. Allora, io ho scelto questi jeans perché la mia forma fisica è una clessidra non troppo accentuata, perciò ho scelto di mettere in risalto il punto vita, e le caviglie perché, come Marino mi ha fatto notare, sono un mio punto forte. Inoltre la mia tipologia cromatica è l'estate, perciò predilige l'argento e quindi ho scelto dei gioielli argento. Bravissima, hai detto perfettamente. Non fa una piega. Non fa una piega. Lisa. Prego Lisa. Io col mio look ho voluto scegliere appunto questi jeans attillati perché essendo una forma clessidra mi mette molto in evidenza il punto vita e le spalle scoperte, così metto molto in evidenza anche il décolleté. Bravissima, vi dico una cosa, per esempio adesso la sua tipologia cromatica ha scelto un blu, però se io ce l'ho basso, non ce l'ho nella parte sotto il viso, posso mettere qualunque colore perché il mio colore perfetto è quello che ho, il mio naturale, quindi non servono colori particolari. Bravissima. Complimenti anche a Lisa. Io ho scelto di indossare questo look perché, come Marino mi ha fatto notare, il mio punto di forza sono le gambe e quindi ho deciso di lasciare le gambe scoperte e ho indossato questa maglia dorata perché, essendo una tipologia cromatica autunno, il colore dorato mi valorizza. Lei è Sara.
Grazie, complimenti anche a te. Desiree, perché hai scelto questo outfit? Io ho scelto questo outfit perché sono una clessidra, quindi metto in evidenza il punto vita e il mio punto di forza sono le gambe e quindi le gambe scoperte. Inoltre sono tipologia cromatica autunno, quindi colori caldi e scuri. Perfetto, direi, quindi detto tutto. Invitiamo Michela. Io ho scelto questo outfit perché Marino mi ha insegnato che il mio punto di forza non sono le gambe. Ho messo questi pantaloni a palazzo a vita alta che mi slanciano, non ho un punto delineato, infatti sopra ho messo una maglietta un po' più morbida e ho messo un vedo e non vedo per la parte che è il mio punto di forza, diciamo. Bravissima. Complimenti anche a Michela. Accogliamo Silvia. Per questa sera ho scelto questo look in modo da avvicinare al viso un colore amico, cioè l'oro, essendo una tonalità autunno. Ho creato un punto vita e ho puntato anche sul décolleté con una scollatura V. Perfetto, direi, io aggiungo che lei, non essendo una clessidra, con questo punto vita alto ha creato una forma di clessidra anche se non è perfettamente una clessidra. Bravissima. Brava e grazie anche a te Silvia. Ora è il momento di Matilde. Io ho scelto questo vestito che mi valorizza sul décolleté, poiché sono una forma leggermente a pera, ossia leggermente più larga nei fianchi, quindi devo mettere in risalto il décolleté e le spalle. Direi perfettamente. Che soddisfazione Marino questa sera, davvero. Ora ragazze rimanete con noi perché è arrivato il momento di consegnarvi i book e il diploma, l'attestato di partecipazione al corso, e quindi vorrei invitare qui con me sul palco Omar e Stefano del CLEF, l'ente di formazione professionale, Elisabetta Gallina e la dottoressa Giuliana Guadagnini e poi la nostra Eleonora Panizzolo che ha con sé i book. Sono una sorpresa perché li vedete per la prima volta questa sera. Sono solo l'inizio, vi auguriamo di una bella esperienza, di una carriera futura se avrete voglia in questo ambiente, e se no vi auguriamo comunque buona vita, speriamo di continuare a vedervi e di avervi regalato delle nozioni importanti e trasmesso anche un po' la nostra passione. Siamo pronti? Buonasera Omar, buonasera Stefano. Voi nella vostra scuola organizzate corsi di formazione professionale per parrucchiere ed estetiste, ma non solo. Sì, allora noi come ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Veneto già da anni, abbiamo iniziato nel 1955, organizziamo corsi di acconciatura ed estetica. Siamo ad oggi la scuola più grande in Italia di questo settore. Dall'anno scorso abbiamo iniziato a collaborare con Marino e Angela per i corsi di portamento e comunque facciamo tutta una serie di corsi anche scolastici, dal make-up a ricostruzione unghie, tatuaggi semipermanente, tatuaggi, tutto quello che riguarda il mondo del benessere. Noi vi ringraziamo per averci accolto nella vostra fantastica scuola, oltretutto una sede molto moderna e ampissima, quella di Lungadige Capuleti. Ci rivedremo a settembre, perché noi stiamo scaldando i motori per ripartire alla grande con il prossimo corso di portamento posa fotografica e non solo, perché come abbiamo accennato si sta lavorando anche su un corso di formazione di public speaking, edizione intensivo. Molto intensivo, perché come potete immaginare lavorare con la voce significa riascoltarsi fino quasi alla nausea, fin tanto che la nostra voce ci risulterà amica, ed è uno scoglio assolutamente non facile da superare, perché se pensate anche voi stessi, magari quando c'è occasione di risentire la propria voce dite ma come? Ma parlo così? Cioè, l'inflessione dialettale, ci sono delle regole di dizione molto precise che hanno bisogno di tempo, ecco, per essere approfondite, per questo stiamo lavorando anche su questo. Ma passo la parola, visto che faccio anch'io l'esame, a Giuliana Guadagnini, che è stato il punto di riferimento invece per quanto riguarda la psicologia, l'autostima e anche una corretta alimentazione. Allora, per delle modelle, vero, la bellezza e personalità senz'altro, ma bisogna curare anche la parte dell'alimentazione e del tenersi in forma, perché sicuramente i disturbi alimentari, vero, e io parlo perché è il mio lavoro, sono sempre in agguato e la bellezza certe volte imposta fa aggiungere delle diete un po' forzate, ma le nostre ragazze hanno tenuto, hanno personalità e sono bellissime.
Ebbene, quindi con stasera davvero vi auguriamo il meglio per la vostra vita, non ci perdiamo di vista però, perché l'agenzia Lab D'Elite è a vostra disposizione per iniziare un cammino lavorativo in questo ambito. Grazie a tutte quante, le salutiamo con un grandissimo applauso. Complimenti ragazze e grazie per esservi affidate a noi, a Lab D'Elite. Facciamo una foto di gruppo però prima. Sì, no, vero. Try to walk and talk, but in the extra ball, it's purely physical. I think your time is now. I try to walk and talk, but in the extra ball, it's purely physical. I think your time is now. I try to walk and talk, but in the extra ball, it's purely physical. I think your time is now. Grazie ancora a tutti i docenti, grazie Elisabetta, grazie alla dottoressa Giuliana Guadagnini, grazie Omar, grazie Stefano, grazie a voi che vi siete affidate a noi al 100% e stasera ci avete regalato tantissime soddisfazioni. Ancora un grande applauso. Grazie ragazze. Io approfitto, visto che stiamo giocando di squadra, di ringraziare un po' tutta la squadra di Telerena. Esatto, Marino, rimani con noi. Rimani Elisabetta, rimani Marino. E perché insomma da poco si è concluso il palinsesto autunno-inverno e quindi l'Arena di Noè, la fortunatissima trasmissione di Elisabetta Gallina che avrà un seguito lo prossimo anno. Sì, addirittura posso dirvi ufficialmente che ci sarà anche un seguito su Mantova, perché hanno deciso di sposare la mia trasmissione che riguarda gli animali, che è andata benissimo Gigi, quindi possiamo dirlo che lo sport e l'Arena di Noè con gli animali sono stati i programmi più visti di tutta la stagione, quindi è stata una bella soddisfazione, anche perché è stata una mia sfida personale che devo dire insomma ha dato dei buoni risultati anche in termini di adozioni, perché dal canile comunale c'è stato un 40% in più di adozioni di cani e gatti, quindi per me quelli sono i numeri più belli, quindi vi ringrazio se qualche volta mi avete guardato e avete condiviso con me la vostra storia, quindi grazie ancora. Complimenti ad Elisabetta, complimenti ad Angela perché insomma con il suo 6 a casa ha esordito come conduttrice e quindi complimenti, il 6 a casa che avrà un seguito ovviamente anche il prossimo anno. Sì, dicono così. No, io voglio ringraziare Elisabetta perché mi ha passato il testimone lo scorso anno a settembre appunto della sua trasmissione Sei a casa, è stata una sfida e è andata bene, ho conosciuto davvero tantissime realtà veronesi, a settembre si riprenderà e possiamo dirlo anche in questo caso. E anche in questo caso approderemo a Telemantova e quindi apriamo gli orizzonti. Ecco perché diciamo che servono tante colleghe, lupo, anzi, perché viva il facendo lupo. squadra le opportunità aumentano esponenzialmente, quindi abbiamo veramente bisogno di persone che facciano parte della nostra squadra Esatto. e abbiano voglia di crescere con noi. Quindi... Con lo spirito giusto, noi ne siamo perfettamente l'esempio, ci siamo conosciute sul lavoro, siamo diventate grandi amiche e quindi davvero si può fare, l'importante è avere tutte quante lo stesso obiettivo e lo stesso spirito. L'anima un po' che raccorda la squadra di Telerena è quella di Marino Marangoni, lui c'è in tutte le trasmissioni ed è un po' il cemento di questo gioco di squadra. Però non dimentichiamo tutte le collaboratrici che hanno contribuito ai successi delle trasmissioni sportive non di Telerena e io direi di chiamare anche perché lei sì. è stata responsabile del backstage. Eleonora Panizzolo. Eleonora. Aspetta perché tra backstage, coreografie, gestione delle ragazze viene preziosissima la nostra Eleonora Panizzolo che ha seguito i social per la tua trasmissione per tutto l'inverno. Eh sì, per diretta Serie A, per diretta giallo-blu, insomma si è intercambiata con Giada Marra, però è stata preziosissima la sua collaborazione, poi lei brava e bella, complimenti. È vero. Grande applauso tutto meritato anche perché si occupa delle coreografie, del backstage in tutte le nostre serate e vi assicuro che è un arduo compito. E poi è stata promossa sul campo assistente di studio, lei è piccola ma grande con il cuore e con l'intraprendenza. Noemi Scamperle! E poi
gioca in casa perché è di Castellazzano questa sera. Poi questa sera sono qui come spettatrici, però è giusto chiamarle perché ho condiviso con loro un'intera stagione nel campionato di Serie A e di Serie B, e sono Alessandra Lorenzini e Giada Marra. Venite su che facciamo una foto. Zeno Focus, tu ci fai la foto, ti ricevi solo l'applauso. Facciamo una foto prima del gran finale, siamo pronti? Sì. 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 No, giusto, a completezza di tutte i palinsesto di Telerena, ormai i giochi sono chiusi, quindi possiamo chiamarle. Erano in concorso con New Model Today, sono Valentina Tognizioli ed Enrica Andreis, che sono state le vallette per un anno delle trasmissioni sportive, quindi se ci stanno Non se ascoltando... l'aspettavano perché è una sorpresa. È una sorpresa, sì. Valentina ed Enrica, se possono raggiungerci. Eccole, bellissime. Io approfitto per ricordare che siamo alla vigilia dell'inizio di Talenti nell'Arena, che debutterà proprio venerdì prossimo a Torri del Benaco. 10 date in tutto il territorio fino alla finale di Bovolone il 3 di settembre. Questa è la produzione, l'eccellenza delle produzioni estive di Telerena. E vi ricordiamo che insieme ai talenti ci sarà la bellezza delle Miss di Miss Lessinia. E quindi vi aspettiamo venerdì 23 a Torri del Benaco. Grazie. Grazie davvero a tutte voi perché... Adesso è il momento. Aspetta Gigi, abbiamo un ultimo ringraziamento importantissimo, però non dobbiamo dimenticare tutto lo staff delle acconciatrici di l'Unic che lavorano nel backstage, l'Unic bottega storica che si trova a Verona, e quindi voglio chiamare qui con noi sul palco Novella, Deborah e basta. Questa sera già l'abbiamo Novella e Deborah. Grazie mille anche a voi, davvero aiuto prezioso per rendere le nostre aspiranti modelle, le nostre concorrenti sempre più belle e in ordine con i loro capelli. Grazie. Ci siamo. Siamo arrivati al momento delle premiazioni. Bene. Grazie a tutti. Allora adesso Angela c'è una canzone? Hai ragione Gigi, me ne stavo dimenticando. C'è l'ultima canzone perché ci daranno il responso e poi... O ce l'hai già? Ce l'ho già, ma facciamo ascoltare la canzone Facciamo di Giulia. ascoltare. Giulia Prati ci canta. Ce lo dice lei direttamente. Young and Beautiful di Lana Del Rey. È la mia canzone preferita. Sì. Non me l'ero dimenticata. Anche la mia. Giulia Prati. Diamonds, brilliant, face and electric soul. Will you
Grazie. Giulia Prati. Allora, siamo pronti adesso per il Opla. gran finale, per la proclamazione delle vincitrici. Allora, io ringrazierei subito il pubblico di Facebook, perché questa sera è stata un'esperienza importante. Un'esperienza anche nuova. Eh sì, la diretta di tutta questa manifestazione sulla pagina Facebook della rivista Queen International, quindi un saluto a tutto il pubblico che ci ha seguito dalla pagina Facebook in diretta streaming. Ringraziamo nuovamente tutti i fotografi, le riprese video e il nostro Zeno Focus, che anche lui fa parte dello staff di Telearena. Grazie mille Zeno per tutte le foto. Siamo pronti per la premiazione, ringraziamo nuovamente tutti gli sponsor. Prima di chiudere, anzi, vorrei qui sul palco lo staff della pizzeria ristorante al Ventaglio per una foto di gruppo e un saluto, perché dobbiamo ringraziare anche loro in modo molto molto sentito per la realizzazione della serata e anche per averci supportato con gli stand gastronomici. C'è Jack? O è scappato via? Jack, ci sei? Jack non c'è. Vabbè, allora intanto andiamo avanti, chiamiamo i giurati che verranno a premiare e quindi invitiamo ovviamente il presidente di New Model Today, Clay Calzolari, il vice sindaco di Casteldazzano Pino Caldana, l'assessore al tempo libero Massimiliano Liuzzi e poi il direttore della Banca di Conca Marise Enrico Bassi. 4 saranno le fasce, quindi le prime 4 classificate, ma vi ricordiamo che sono 10 le concorrenti che accederanno alla finale regionale del 23 luglio a Forte Degenfeld. E poi c'è una super sorpresa, inaspettata anche da parte mia. Abbiamo i fuochi d'artificio a fine serata, quindi non andate via. Tra pochi minuti ci saranno i fuochi. E ringraziamo Rino Guandalini perché appunto lo spettacolo pirotecnico sarà offerto da lui. Siamo pronti per le proclamazioni. I giudici sono arrivati? Eccoli qua. Dove li collochiamo? Allora, io direi di rimanere qui vicino a noi, o meglio, venire qui vicino a noi. Ma partiamo dalla 10ª classificata. Dalla 10ª classificata è la numero 14, Valentina. La 9ª classificata. Con il numero 18, Elisabetta. Familiar faces I've never seen, living the gold and the silver dream, making me feel like I'm 17 and it's crystal clear. 8ª classificata, la numero 12, Imen. I would never leave, keep building these random memories, turning our days into melodies, but since I can't stay, I'll just keep playing back these fragments of time. 7ª classificata a Casteldazzano con il numero 3, Veronica. I'll just keep playing back these fragments of time. Everywhere I go, these moments will shine. Abbiamo un'altra sorpresa, ma andiamo avanti intanto con la La sesta. la sesta sesta. classificata, la numero 5, Natalie. Quinta classificata questa sera con il numero 20, Emma.
comunicano proprio in questo momento che per scelta del presidente, anziché 10, saranno 12 le finaliste che andranno il giorno 23, il 23. E quindi le altre due selezionate sono la numero 8 Bianca, These fragments of time, everywhere I go, these moments will shine. I'll just keep laying back. e la numero 11 Silvia. Everywhere I go, these moments will shine. Quante sorprese questa sera. E adesso siamo pronti con le fasce. Eh sì, quarta classificata. Allora chi con premia? la fascia di New Model Today Carioni, la facciamo premiare al direttore della banca di Concamarise. La numero 19 Sara. Making me feel like I'm 17, and it's crystal clear that I don't ever want it to end. If I had my way, I would never leave. Keep building these random memories, turning our days into melodies. But since I can't stay, I'll just keep laying back. These fragments. Al vice sindaco facciamo premiare la prossima concorrente che vince la fascia di New Model Today Cinecittà. È la numero 17 Agua. These fragments of time, everywhere I go, these moments will shine. E siamo alla seconda classificata. Viene premiata dall'assessore Massimiliano Liuzzi con il titolo di New Model Today Everline. La Miss numero 16 Enrica. Assessore, cosa mi combina? No, assolutamente, è tutta storta. Ma mi sembrava fosse un po' più pratico l'ultima volta. Così, ferma, calma e sangue freddo, vai. Vado, assessore, così. Eccoci, la fascia va messa bene. Porta fortuna, però è vero. E quindi E siamo pronti per la proclamazione della prima classificata. Premia. Invitiamo Clay Calzolari, presidente di New Model Today International. Buonasera Clay, facciamo anche una breve intervista. Com'è andata questa serata? Ormai siamo di casa, qua. Dimmi tutto. Non ho più il microfono. Come ti è sembrato il livello di questa serata, delle ragazze, insomma, che hai visto sfilare questa sera? Buono. E volevo fare i complimenti a te, al tuo gruppo e al tuo staff, Lab Elite. Avete fatto un ottimo lavoro e penso, io sono sempre dell'opinione che dovrebbe essere una materia scolastica, perché anche una ragazza o anche una signora che non ha le altezze e le misure per diventare una modella, sicuramente facendo il corso di portamento e saper stare in mezzo alla gente in qualsiasi occasione, sicuramente gli dà un punto in più alle altre. Grazie mille davvero per queste parole che ci rendono molto orgogliosi. Siamo pronti per scoprire e premiare la prima classificata New Model Today NI. È l'aspirante modella numero 15 Sabrina.
a Sabrina e complimenti a tutte le 12 ragazze che questa sera si sono aggiudicate l'accesso alla finale del 23 luglio a Forte Degenfeld, ma complimenti a tutte le ragazze che hanno partecipato, assolutamente. Perché insomma io direi un coraggio, un in bocca al lupo anche a coloro che non sono state premiate questa sera, perché insomma chi la dura la vince, credeteci, perché magari questa sera non è stata la vostra serata, ma lo potrà essere la prossima. Allora, in chiusura voglio chiamare sul palco anche tutto il gruppo di danza della Urban Dance Floor, perché questa sera ci hanno davvero tenuto compagnia con la loro classe, la loro grinta e il loro talento. E c'è una sorpresa per te. Anche per me. No, la serata delle 1000 sorprese questa. Oh, grazie assessore. Grazie. A nome, lo consegno io, ma a nome dell'amministrazione comunale ringraziamo Angela Boloni, anche se devo dire che tu ormai dovresti anche dire che sei di casa, però qua a Castello. Hai ragione e sono molto molto contenta e felice. Seconda Onorata. cosa, mi sta portando via anche le assistenti, perché io le addestro e lei me le porta via, ma nonostante tutto, al di là di questo, ringraziamo gli organizzatori, ma ti ringraziamo in particolare a nome dell'amministrazione comunale e ti concediamo, ti regaliamo, ti doniamo a nome anche della Floricoltura Quaiato questo bellissimo buco. Grazie mille, gentilissimi. Io ringrazio voi per averci accolto anche quest'anno e ringrazio tutto il fantastico gruppo che lavora insieme a me alla realizzazione di queste serate. E grazie a Gigi Vesentini che ci ha regalato la sua presenza questa sera e anche alla serata del 4 giugno. Ho fatto la spalla per tanto tempo. Angela è stata vicino a me e quindi dovevo ricambiare questa sua collaborazione. Grazie Angela, grazie all'amministrazione comunale di Castellazzano. Noi siamo stati bene, ci siamo sentiti in famiglia e quindi... Beh, torniamo anche l'anno prossimo. Speriamo. Incrociamo le dita. Grazie. Bene, grazie a tutti voi per essere rimasti numerosissimi a seguire la serata. Ora c'è lo spettacolo pirotecnico, quindi la magia non finisce qui. Buonanotte a tutti, ricordatevi che lo spettacolo più bello siete sempre voi. Alla prossima, vi aspettiamo il 23 luglio.